Aveva iniziato a prestare assistenza da un'anziana di 91 anni e dal figlio di quest'ultima affetto da disabilità psicofisica. In poco tempo era riuscita a conquistare la loro fiducia, facendo così scattare il suo piano diabolico. In poco più di 10 mesi la settantenne badante padovana ha effettuato prelievi utilizzando indebitamente il bancomat dei suoi assistiti per 652.000 euro, a far scattare le indagini della Guardia di Finanza di Pordenone una segnalazione. L'inchiesta subito accertato che la donna aveva reimpiegato autonomamente il denaro sottratto alle vittime in attività di investimento a proprio beneficio, con acquisto di titoli e sottoscrizioni di polizze assicurative. Tutto avveniva nella medesima filiale di banca nel Sacilese, con la complicità del direttore dello stesso istituto, che non aveva segnalato anomalie assolutamente macroscopiche. Non solo, ma la badante, come se non bastasse, aveva anche tentato di acquistare un immobile di proprietà dei due assistiti, pagando con il denaro precedentemente sottratto. La compravendita, per fortuna, non era andata a buon fine, perché lo studio notarile, incaricato per le certificazioni nel compiere gli adempimenti antiriciclaggio, si era reso conto dell'assoluta incapacità naturale di uno dei contraenti e rifiutandosi così di formalizzare il rogito. La badante è ora indagata per i reati di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio su richiesta della Procura di Pordenone. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo di disponibilità e valori pari ad 1.200.000 euro. Indagato per favoreggiamento personale e reale anche il direttore della filiale dell'istituto di credito. Non solo, ma la Guardia di Finanza di Pordenone sta indagando anche sulla morte della 91enne. La badante ha infatti fatto cremare volontariamente il corpo dell'anziana senza richiederne autorizzazione ai familiari della stessa, motivo che pone degli inquietanti interrogativi.